9 novembre 2014 a Sedico si è tenuta la convention nazionale dell'ANAP dal titolo Generazioni. Sono intervenuti Giacomo Deon, presidente Confartigianato Imprese Belluno, e Roberto Padrin, vicepresidente della provincia di Belluno. Tema centrale dell'incontro: un'analisi della transizione generazionale all'interno del mondo artigiano e sociale in genere, perché i giovani camminano veloci sulla strada che gli anziani già conoscono. Sono inoltre intervenuti al convegno Valerio De Pellegrin, presidente regionale ANAP, Antonio Padoan, presidente regionale Giovani Imprenditori, Monsignor Fabio Longoni, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI. Valerio De Pellegrin, presidente dell'ANAP regionale del Veneto. Presidente, un incontro anche con i giovani per discutere di generazioni, cioè di quanto le generazioni devono dialogare invece che andare in conflitto. Questa è una cosa importantissima, perché il dialogo ci aiuta senz'altro a spiegarci e a capirci. Le nostre esperienze, di vita che abbiamo vissuto possono portare dei valori effettivi anche nei confronti dei giovani imprenditori, che viceversa nei nostri confronti possono senz'altro farci capire le loro necessità, perché è cambiato di molto il nostro modo di essere con i giovani d'oggi, no? Per cui questo potrebbe essere il motivo più valido per riuscire a capirci e proseguire nelle nostre attività, noi come anziani, come pensionati e loro come imprenditori, perché ci sono delle cose da chiarire molto bene. Penso questo sia il tema più giusto per oggi. Ascolti, lei ha fatto per molti anni il presidente dell'ANAP, so che sta chiudendo la sua esperienza. Un suo parere, insomma, di questa attività dell'associazione in tutti questi anni? Ma senz'altro è stata una cosa molto positiva per tutti, perché dall'inizio siamo cambiati molto anche noi, perché inizialmente l'associazione era più una cosa goliardica, diciamo. Poi abbiamo cominciato veramente a ragionare all'interno di quello che sono i veri problemi dell'anziano in generale, in particolare i nostri, perché ci sentiamo sempre un po' sottostimati da quello che siamo in realtà. Ci siamo collegati, un altro tema bello importante è seguire il CUPLA, perché noi abbiamo bei numeri, però con il CUPLA i temi si possono approfondire e portare avanti molto più velocemente, anche perché abbiamo la potenzialità di 4 milioni di associati, per cui dovremmo riuscire anche a farci valere nei confronti dei nostri politici che fanno di tutto per metterci da parte. Monsignor Fabio Longoni della Conferenza Episcopale Italiana. Lo scontro tra generazioni o il confronto tra generazioni è il tema del convegno a cui lei è stato chiamato a relazionare, e c'è una mutazione tra queste generazioni. Una volta c'era una grande distinzione tra giovani e anziani, oggi c'è invece tutta una fascia di mezzo di 50-60 anni che sono ancora attivi ma che comprimono un po' i giovani e innescano una specie di scontro. Lei ne conviene o ha un'altra opinione? Ma io credo che si possa riassumere questa generazione con una canzone inglese che ha come titolo Forever Young, che significa cioè per sempre giovani. E in questo senso io credo che evidentemente oggi l'adulto voglia essere in qualche modo un adolescente, un sempre giovane, e questa generazione dei 40-50 anni è quella più a rischio, perché evidentemente non accetta di calare dal punto di vista della tensione anche lavorativa, anche di quello che è la sua capacità, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie, ma nello stesso tempo, come dire, si differenzia da quella giovanile, che è sicuramente per la sua capacità diciamo intrinseca più sveglia, ci sono alcuni sociologi del lavoro che dicono che l'età fondamentale dal punto di vista della produzione culturale è dai 25 ai 35, e quella fascia che lei appunto indica, che è superiore quindi a questa età, rischia di trovarsi praticamente in una specie di cul-de-sac, non volendo però rinunciare, ripeto, a tutte le prerogative che sono tipiche di una modalità che dice: se tu sei giovane sei vincente, se avanzi nell'età sei un perdente.
A tutto questo poi si sovrappone anche la famosa guerra di generazioni, ricordata in diversi ambiti da personaggi molto seri tipo Ferguson nell'ambito statunitense e anglosassone. Lui è uno scozzese ma scrive un po' in questi due ambiti, che dice che la futura guerra sarà proprio fra generazioni, fra giovani e anziani. Ecco, io credo che appunto questa generazione di mezzo resterà compressa se non riuscirà a trovare una sua strada. E ci auguriamo tutti che questo lo compia, ripeto, conoscendo che da una parte ha una grande esperienza alle spalle, perché proviene da un mondo che io chiamo il mondo dei concetti. Cioè un tempo noi eravamo abituati a leggere, a concettualizzare, a farci delle idee. Oggi i giovani praticamente di solito non concettualizzano, perché con il virtuale sono abituati a chiedere consiglio ai tablet, non so, riguardo a una persona che non conoscono, riguardo a situazioni che evidentemente non hanno mai neanche studiato, non tanto a scuola quanto proprio nella loro mente, cioè non si sono sedimentate. E d'altra parte invece abbiamo appunto questi anziani che hanno tutto un bagaglio di grandi tradizioni e di grande comunicazione sui valori da dare. Ecco, questa alleanza fra generazioni secondo me è qualcosa che va costruito però con una coscienza che i gruppi intermedi hanno, come appunto ha Confartigianato, che è un gruppo intermedio, quindi lì dove la gente lavora, opera e fa il suo, non può non mettere a confronto questa pluralità di generazioni e trovare una strada che a tutt'oggi non sappiamo ancora quale esattamente sia. Antonio Padoan, presidente del gruppo giovani della Confartigianato Imprese Veneto. Allora, il gruppo giovani rappresenta le nuove leve, che poi non sono neanche molte in Veneto, under 30 abbiamo visto solo il 5% di imprenditori. Con le altre generazioni, scontro o confronto? Ma direi che è un confronto, semmai un incontro, non uno scontro, anche se a volte le vedute sono diverse, ma è proprio per questo che abbiamo bisogno di un confronto e di un incontro, perché il mondo è cambiato e i giovani devono prendere in mano la situazione. Abbiamo bisogno dei nostri spazi, abbiamo bisogno di essere preparati, è giunto il momento di prendere una decisione e di lasciare un po' di spazio di più ai giovani. Ascolta, qui si passa dal confronto tra generazioni anche a un altro tema che è proprio intrinseco dell'impresa, che è il passaggio generazionale. Cioè, il passaggio generazionale dai giovani nelle imprese artigiane come viene vissuto? Il passaggio generazionale è stato vissuto in modo positivo da chi l'ha già affrontato ed era anche una delle priorità negli anni scorsi. Ora la priorità nelle aziende da parte dei giovani è quella della sopravvivenza dell'azienda stessa. Non è facile affrontare il tema del passaggio generazionale nelle aziende, ma così lo è anche nel sistema politico dell'Italia e anche nelle associazioni. In qualsiasi organizzazione sociale e economica c'è il problema del passaggio generazionale. Il mondo è veloce, i cambiamenti sono super veloci, dobbiamo stare al passo. Il convegno si è poi concluso con un momento di convivialità a cura dei ristoratori bellunesi.